Arriva con un'ora di ritardo in una piazza a piani blindata da polizia, carabinieri e guardia di finanza, scappa senza rispondere alle domande dei giornalisti e l'intervento dal palco non convince del tutto i presenti, anche se gli applausi non sono mancati, soprattutto quando ha spiegato che l'obiettivo dell'ultimo decreto in materia di immigrazione è quello di accorciare i tempi dei ricorsi presentati dai richiedenti asilo politico. Interveniamo innanzitutto sui tempi per poter avere la risposta se uno ha diritto o non ha diritto alla protezione. Sicurezza e migranti sono i temi cruciali per gli italiani, esordito dal palco del convegno organizzato da Treviso Smart City, ANCI Veneto e Ministero dell'Interno. L'obiettivo è quello di un patto per la città, un'alleanza per la sicurezza. Tra i tratti salienti dell'intervento durato 40 minuti anche lo sblocco dei turnover per quanto riguarda la polizia municipale. La polizia locale costituisce con la sua specificità un punto fondamentale delle politiche di sicurezza sul territorio con la sua specificità. Ad incalzarlo sui temi d'attualità erano stati i sindaci di Vicenza, Belluno e Treviso. Achille Variati ha sottolineato che servono meccanismi punitivi perché i DASPO urbani vengano rispettati ed ha aggiunto che le sanzioni amministrative non bastano, ma ha anche puntato il dito contro la Lega Nord che ha disertato l'appuntamento. Occorrono dei meccanismi punitivi anche in ordine alla parte sanzionatoria penale perché gli ordini vengano eseguiti. Tema centrale è quello dell'immigrazione. Il capo del Viminale ci è tornato più volte soffermandosi sulla necessità di stringere accordi con la Libia e di diventare un paese accogliente ma severo. Se c'è uno che scappa da una guerra e dalla carestia e viene riconosciuto che scappa da una guerra e da una carestia, quello deve essere ospitato e accolto. Ha posto dei paletti molto importanti. Il primo, lo scenario internazionale che era totalmente mancante prima, il secondo il fatto di coniugare severità e integrazione, quindi accogliere chi ha diritto e chi non ha diritto, allontanarlo. Convinti a metà i sindaci. Per un Manildo che se ne va soddisfatto c'è una Miriam Giuriati, sindaco di Casier, che sfila dalla sala alla spicciolata, facendo comunque sapere di non aver gradito la mancanza di confronto con gli altri primi cittadini e l'assenza di risposte ai temi caldi per il territorio, come l'accoglienza condivisa o i numeri della caserma Serena, che al momento continua ad accogliere molti più migranti di quanti erano stati concordati alla sua riapertura.